Questa idea è nata non adesso. Diciamo che alcuni anni fa io avevo promosso un simposio di scultura sull'isola Boschina, una delle più belle oasi naturali che abbiamo qua a Ostiglia. Quest'anno non siamo riusciti a organizzarlo sull'isola Boschina e allora ho proposto appunto di farla in centro. Non c'è una grande tradizione nella nostra pianura padana. La tradizione dei simposi sono più nel Trentino, sono più, no, in quelle aree che io frequento in vari simposi e attraverso i quali ho conosciuto tantissimi artisti, tantissimi bravissimi scultori, con i quali intrattengo ancora dei contatti. Quindi questo mi riesce facile. Una volta trovata la disponibilità dell'ente locale, io contatto gli artisti e l'unica cosa che ci unisce è lo stare insieme. Infatti il simposio ha proprio questa, no, caratteristica, lo stare insieme, secondo anche la tradizione latina, no? Quindi dei grandi che si trovavano a discutere, no? sui massimi sistemi della vita, eccetera, a tavola. E quindi noi qui lo facciamo nella piazza, è questa grande tavola. Io ho cercato di collegare un po', cioè mettere noi in evidenza un rapporto, un gesto di gentilezza tra la storia antica, che è rappresentata qui da Cornelio, nepote, no? Di cui è un po' il simbolo di Ostiglia, ai cui piedi sta un bambino, è praticamente il futuro, che si toccano, no? Si toccano con le mani, e quindi questo vuol dire è un gesto che fa fluire il pensiero antico verso le nuove generazioni, no? E viceversa, cioè le nuove generazioni attingono al pensiero antico. Sto eseguendo un'opera così un po' particolare. Il tema era la gentilezza, quindi ho cercato di immaginare la gentilezza come una mano, no? Che apre un sipario e dall'altra parte si apre un nuovo spiraglio. E non sempre appunto questo spiraglio può essere negativo, ma spesso è anche una bella sorpresa. Quindi ho lavorato un po' in questo modo sul tronco. Da un lato c'è questa mano che apre un sipario e poi dall'altra c'è uno spazio dove uno può sedersi e riposare. Quindi gentilezza appunto intesa in questo senso, no? Come qualcuno che a volte ti può aprire uno scorcio di vita che magari non conoscevi e può essere una bellissima sorpresa. La gentilezza, più che la gentilezza, il fiore può essere usato come pro contro, è sempre un modo di gentilezza, una mano che offre la rosa è sempre una gentilezza. Ma questa è una passione ancora da bambino perché faceva anche i miei per tradizione. Adesso siamo in pensione, allora ci dedichiamo, si lo vive come delle ferie, va bene. Ci sono delle scuole nel Trentino, ci sono dei corsi di intaglio, scultura, questione di passione, se uno ha la passione è una passione. Ho trovato questo tronco che era un biforcuto e allora ho pensato di fare queste due figure, donna e uomo, che si guardano, rappresentando così un po' la gentilezza dell'incontro e dello stare insieme, insomma. Il compito più gravoso è quello di pensare proprio all'opera che vuoi andare a fare, perché seguire un po' il tema che si decide in questi simposi. E allora quando hai in mente il tema e la figura da fare, allora è più semplice eseguire il lavoro.